Un'importante iniziativa qui al Circolo Didattico San Giovanni Bosco di Agrigento per concludere l'anno scolastico. La manifestazione conclusiva è intitolata Tra cultura, legalità e ambiente. Facciamo scuola. Come è nata l'idea e come si è sviluppata? L'idea è nata a inizio d'anno scolastico perché è diventato il filo conduttore di tutte le varie attività anche extracurriculari. Evidentemente noi siamo convinti che la scuola interagisce in un territorio ben preciso e deve saper valorizzare quello che è la realtà del nostro territorio e principalmente inculcare nei giovani, quindi nella prossima generazione che andrà a governare il nostro territorio, quei principi di legalità che sono fondamentali. Educando i ragazzi e formando i ragazzi indirettamente il messaggio viene veicolato anche alle famiglie e quindi diciamo che oggi si conclude un percorso di formazione rivolto ai ragazzi che grazie alla sapiente e saggia guida dei docenti e al coinvolgimento responsabile dei genitori siamo riusciti a concludere. Oggi sono qui presenti tutti i plessi che appartengono a questa nostra istituzione scolastica, ognuno farà qualcosa che sintetizzi l'attività svolta. Oggi si completa l'anno scolastico 2011-2012. Devo dire un anno scolastico assolutamente positivo per le tre scuole che comprendono il secondo circolo didattico, ovvero la scuola Don Bosco, la nuova Manhattan del Villaggio Peruzzo e il plesso Matteotti. Abbiamo garantito un percorso ai nostri alunni anche attraverso delle attività extracurriculari, appunto con un progetto che riguarda l'ambiente e la legalità. Siamo assolutamente soddisfatti per come è proceduto l'anno scolastico, non abbiamo avuto particolari problemi o criticità nelle nostre scuole e per questo bisogna dare atto alla dirigente scolastica, la dottoressa Ierna, ma anche a tutto il corpo delle insegnanti, degli insegnanti e del personale ATA che si è speso e ha profuso un impegno straordinario per le nostre scuole.